Amici, ora stocchiamo l'aperitivo a Teresa. Possiamo scroccarti l'aperitivo? No, non tanto. Solo una piccola patatina. Oh, guarda, io la mangio. Ammazza, ma sta roba alcolica, eh. No, è analcolico. Mi raccomando. Come? Uè, Teresa, come te la cavi col dialetto bresciano? Malissimo. Dai, ti aiuto io, va. Tanto mangio un'altra patatina. Qua, leggi qua, Teresa. Le brade. Le brade de Zuen se le paga de vec. Oh, sai che sei forte, l'hai detto giusto, sai? Le brade de sue se le paga de vec. Inquadrami anche l'amica, che è l'amica È lei? bresciana l'amica. Sì. Ah, allora dai. Dai, però l'hai capito, vero? L'hai capito, l'hai capito? Allora, un attimo che si mettono insieme e forse si quaglia. Braghe, i pantaloni. Che braghe, ma lascia stare. Ah, fai parlare lei che è preparata, eh. Le brade de Wech de Suen. Suen se le paga de vuol dire le stupidaggini che si compiono in giovane età, poi in una tarda età e nella maturità le paghi. Capito? Impara dall'amica. Però Sempre. raga, i vecchio e invecchiare l'avevo. Ma che vero, tu fai l'aperitivo, non ti impicciare. Brava. Brava, sai. Tra pochissimo iniziamo, grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Amici, grazie per essere in nostra compagnia, ben ritrovati. Tra pochissimo noi iniziamo con un nuovo proverbio che un po' avete già intuito dall'anteprima. Ora il campanello di Gian Gerolamo Grandi. Ecco due campanelli in bronzo riferibili alla bottega padovana di Gian Gerolamo Grandi, attiva nel Cinquecento e specializzata nella lavorazione del bronzo e del marmo. Si tratta di due oggetti di lusso, finemente fusi e che presentano decorazioni all'antica, caratteristica del gusto rinascimentale. Uno presenta coppie di putti che recano stemmi mobiliari e fu realizzato probabilmente in occasione di un matrimonio. Nell'altro la figura del filosofo in meditazione che funge da impugnatura fa pensare che l'oggetto fosse destinato a ornare uno studiolo. In entrambi la superficie in bronzo è ricoperta di complesse decorazioni con rigogliosi fogliami, nastri fluttuanti e maschere. Ora, come si dice, prendiamo l'arte e mettiamola da parte, perché dobbiamo dedicarci a qualcosa di un attimino più trasgressivo. Le brade de suen se le paga de vec. Gentile signora, le brade de suen se le paga de vec, ovvero sia... Cioè le bravate che si fanno da giovani si pagano poi in età avanzata. Lei se le ricorda ancora le bravate che ha fatto da giovane? Sono ancora giovane, ho ancora tempo di fare bravate. Pierre, una garanzia per centro anch'io. Ci mancherebbe altro, ce ne sono tanti altri che c'entrano e io no. Senti Pierre, le brade de suen se le paga de vec, ovvero... Che tutto quello che si sbaglia da giovani poi da vecchi si devono pagare. Quindi, a parte che tu non sei vecchio prima di tutto, e poi comunque qualche annetto fa che bravata hai fatto? Ma bravate, cose da ragazzini. Anche beh, sono straez però mia age, straez. Cioè? Molto più... Che ho se mia cosa vuol dire? Oh, prima che mi si arrabbi del tutto, restate qui che andiamo a interrogare qualcuno da Lupo Antico. E allora andiamo a trovare Lupo Antico in via Albertano da Brescia, qui a Brescia ovviamente. Ciao Mauro. Ciao Carlo. Oh, allora, quante cose si trovano al Lupo Antico? Quali sono le peculiarità, le cose belle, le caratteristiche di questo bel negozio, favoloso negozio? Nel nostro negozio potete trovare tutti i prodotti certificati per tutte le vostre esigenze, per quanto riguarda la semplice zanzariera alla porta blindata più sicura. Tante marche, tanti prodotti, tanta offerta. Tutti contenti i clienti di Lupo Antico? Certamente. Saranno sicuramente contenti. Ah, Mauro, le brade de suen se le paga de ez. È quello che fai di male da giovane e te lo porti poi quando sei anziano, vecchio. Tu fai solo cose belle, quindi Esatto. ci penserai quando sarai vecchio, va? Adesso sei giovane. Ernesto, le brade de suen se le paga de ez, eh? Esatto. Esatto, tu sei giovane o vecchio?
40 anni. Un ragazzino, voglio dire, 40enni sono ragazzini. E de brade, t'anfetamò? No, adesso no. Dai, da quanto tempo non le fai? Un bel po'. Quali sono le brade che t'ha fai? Non so, un po' tutte. Sì? Vamo la sera. Ma roba da stare in piedi o barcollare? Sì, stare in piedi. E pagherai da vecchio? No. Oh, no. Lavori tanto col lupo antico? Sì, tantissimo. Bene, bravo Ernesto e viva Lupo Antico. Allora, sarà vero o no che le brade de Zuen se le paga de vec, ovvero gli eccessi nel cibo, nelle passioni che ci si concede in giovane età, poi insomma chiedono il conto in età più avanzata? Boh, vedremo. Grazie, alla prossima.